Start da Ceresola di Valtorta. Destinazione il Rifugio Grassi, forse. A questo bivio proseguiamo dritti. In cima il Passo del Toro. Si giunti al Passo Gandazzo. Brava Barbara, adesso sotto con il Passo del Toro. Per ora la salita è regolare. La salita diventa impegnativa. La salita in questo tratto non concede respiro. Vai, vai. Quasi arrivati in cima al Passo del Toro. Provvidenziale sorgente, giusto? Sì. E dopo indicibili sofferenze eccoci giunti finalmente al Passo del Toro. Com'è stato, Babi? Passo del Toro. Attenzione adesso per l'impegnativo passaggio. Inizi con la catena. Tenta anche in terra. Attenzione. Qui meglio non guardare i lati. Il tratto appena percorso. Attenzione. Ancora un tratto di salita. Sì. La roccia a tartaruga. E il Pizzo dei Tre Signori. A Don Silvano Ghilardi. Probabilmente un amante della montagna, anzi Sì. sicuramente. Finalmente si può rifiatare. Ed eccola in fondo il rifugio. Succo di Cam. Pecorelle. Non ti saluto. Mi siamo bucati un po' buona, dobbiamo arrivare al Rifugio Grassi. Ed ecco finalmente in lontananza il Rifugio Grassi. Si scende, si sale. Sì? Capre che lottano. Che botte che si danno. Sta giocando. Ultimo strappo. Ed eccoci finalmente addirittura d'arrivo. Ed eccoci giunti dopo 3 ore e 20 finalmente al Rifugio Grassi. Un'eternità. Bravo Barbara. Devavi il numero 1. Vedi Barbara, noi abbiamo messo d'accordo tutti. Dicevano... 3 ore e 20, sono stanca. 3 ore e 20. Sì.
Dicevano 2 ore e mezza, 2 ore e 50, 3 ore, noi 3 ore e 20, giusto? E allora, signorina Babi, cosa ne pensa dell'escursione al Rifugio Grassi? Un po' stanca, devo dire la verità. Abbiamo impiegato 3 ore e 20, Sì. quindi un po' più di quello che c'era scritto, diciamo, nel blog dove abbiamo letto le varie escursioni. Sì, diciamo che è sulla falsariga dei nostri tempi proprio. Sì, è comunque un nostro tempo, perché noi comunque andiamo piano, cioè io vado piano. È stato faticoso, l'ultimo pezzo non credevo fosse così faticoso, perché credevo che dopo il Passo Tolo sì, ci sarebbe stata un po' di salita, un po' di discesa, ma diciamo che ho fatto un po' fatica, ecco. Comunque adesso siamo qui che ci rilassiamo per fortuna oggi è una bellissima giornata e quindi possiamo anche abbronzarci. Ciao! Rientriamo con calma, altre 3 ore, sei contenta Barbara? Contentissima! Ciao Rifugio Grassi. Attenzione al ghiaccio. Con un altro tratto di dannata salita, quello che porta alla bocchetta di Foppabona. E rieccoci di nuovo alla bocchetta di Foppabona. E vai, di qua. Oh. Grande Babi, senza paura nella natura. Per fortuna il ghiaccio si è quasi sciolto tutto. Ma risulta che sei arrivata al Passo del Toro. Ci manca la discesa tutta. E vabbè, quella si fa. Ma il pezzo difficile è passato. E vai. Panorama fantastico. Brava Barbara, anche stavolta ce l'hai fatta. E vai. Ed infine giungemmo finalmente al parcheggio del Rifugio Trifoglio. Guarda Barbara, finalmente, guarda che pezzo che hai fatto. Hai scalato con la montagna là praticamente. Ecco, Bullati adesso. prima e ultima volta. Siamo arrivati.